Buongiorno a tutti e eccoci a una nuova puntata delle ricette di Donna Rosalia. E questa puntata facciamo un piatto veramente della tradizione siciliana, che è antichissimo, vero nonna? Sì. Si chiamano le siringate. Allora, per fare le siringate di cosa abbiamo bisogno? 1 litro di acqua, 2 foglie d'alloro, Allora, 600 di farina, 600 di farina, 1 cucchiaio di zucchero, 1 cucchiaio di olio e 2 cucchiai di vino. di vino bianco canato nastri. Olio abbiamo scelto l'Avanno perché comunque dà sentori un pochino più delicati e sono assolutamente adatti per i prodotti dolciari. Poi al latere Abbiamo c'è questa armatura. Cos'è? e la forma per fare le seringhate. E se a casa non ce l'hanno, cosa possono utilizzare? Se la comprano, che l'hanno in plastica. Ormai la vendono in plastica. Invece questa che è in ferro, in E alluminio, l'alluminio e il e battarello di legno. ok. E Ed era di mia nonna. di tua nonna te l'aveva regalata? Sì, Visto? mia nonna. In dote la macchina per fare le siringate. Bene, allora Ora mettiamo l'acqua a riscaldare. con L'olio, tra l'olio, il vino e lo zucchero. ok, Come è calda cominciamo a mettere la farina va bene. e dopo facciamo la finettura. Quindi la farina è messa a pioggia proprio per evitare la formazione di grumi. E l'alloro si tiene lì. Sì, Della fresina e mantengo la pignata. Quindi praticamente si amalgamano tutti gli ingredienti, il religioso silenzio. spegniamo il fuoco. Spengo il fuoco. Abbiamo messo un po' di olio sul piano lavoro. Io ho paura che mi finisce come Agatha quando ha fatto la frutta martorata. Mettici un po' d'olio e la Ok. lavoriamo. Io me la sono messa nelle mani, va bene? Sì. Ok. Aspetta che ti do anche a te. Dai. Un poco. Ancora olio. Poi procedete a picchiarla, quindi a sfogare tutte le vostre frustrazioni. Un ottimo antistress. Ora piglia Di già? Ce l'ho. ora prende l'olio, bagna tutto il mattarello. Mhm. Qui un pezzettino di pasta, metti qua, E si mette. ti faccio vedere a che livello di... Sì. Ok. Ora Metticelo. questo? Sì. Ah. Aspetta, dai una pressione. Dai. Dai! Con gli addominali! Ah! Ma sono fatte bene. Bene. Ok, aspetta. No, ma come fai? E poi è caldissimo! È caldissimissimo! Sta scoppiando la pendice! Sai che fai? Ma com'è possibile?
Sì, comunque non è veramente un attentato. Forse. Cosa? Ah, così. Forse. Certo, da cosa talmente un petto. Tira, allunga. Allora, aspetta. Oh no, aiuto. Un po' tu, sono stanca. Sì. Agatha, vieni. Special guest. Io non ce la faccio più. Faccia. Ah, dai, io ho almeno l'uso di questo. Ah, ma scusami, c'era questa opzione, io non lo sapevo. Forse. Ok. Ah, già è bollentissimo. Già? Dimmi di più. Tira, va bene. Ce n'è più? Sì. Ah, ma buono. Prima se ne facevano monellate di farina. Munnedate, antica unità di misura dei Sumeri. Minima erano 3 kg di farina. 3 kg di farina. Lo sa come se riuscivano all'ultima cosa. Ah, facile. Perché più che vanno a raffreddare, più dure vanno. Non se ne accorge. Sì, comunque così è molto più semplice. Non ce n'è più. Non ce n'è più. Prima. Quindi, ora che sono tutti pronti, con enorme fatica, li mettiamo pronti per friggere. Per friggere. Ok, prepariamo l'olio. Allora, abbiamo inserito alcune siringate già nell'olio bollente, portate a temperatura. Continuiamo ad aggiungere le nostre siringate finché non si girano da sole. Abbiamo fritto le nostre siringate che sono pronte. Sono pronte. Si avvolgono allo zucchero e si mangiano. Eccola qua, continuiamo a farle per tutte. Com'è? Benissimo. Allora, salutiamo. E alla prossima ricetta. Ok.